Caos popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il presidente regionale Luca Zaia dimostra forti preoccupazioni per tutti quei risparmiatori che hanno perso gran parte dei loro investimenti. Vedo che c'è un piano industriale, spero che queste banche, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, restino banche di patrimonio dei veneti. Preoccupa il tema della quotazione perché è grande tema. Un grande tema, dice, che riguarda 205.000 azionisti delle due banche che hanno visto crollare il valore dei loro risparmi. La sola decurtazione del 22% giù di lì che è stata fatta qualche mese fa del titolo azionario ha significato per i conti correnti di queste 205.000 famiglie poi alla fine o imprese un meno 2 miliardi e mezzo. Quindi la vera preoccupazione è il titolo, difendere la banca e avere ancora una banca sul territorio. Il pericolo è che, ora come ora, qualche realtà straniera con una cifra irrisoria si compri le nostre banche, le due storiche banche venete. Qualcuno dice, ma perché Zaia parla di Banca Veneta? Perché ce l'abbiamo. Rendiamoci conto che fino ad oggi non abbiamo parlato perché l'avevamo la Banca Veneta. Si chiamava Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Erano due banche separate, ma di fatto accreditavano e davano soldi ai veneti. Nel momento in cui non ce le avremo più, che diventeranno proprietà di qualcuno che non è veneto, dobbiamo prendere atto che siamo senza una banca.